Il genitore di uno dei piccoli alunni di una scuola dell'infanzia comunale in quartiere Arcella a Padova ha comunicato nelle scorse ore al referente Covid dell'asilo di essere positivo al coronavirus. La scuola ha subito informato l'ULSS 6 Euganea che ha notificato all'adulto il protocollo da seguire. Il figlio o figlia sarà sottoposto a tampone. Che se il bambino risulta negativo non c'è nessun bisogno di fare il processo a tutta la classe. Se invece, qualora ci fosse anche un contagio rispetto al bambino che potrebbe risultare asintomatico, allora in quel caso lì provvederemo a capire chi è entrato nella classe e chi ha avuto contatti col bambino, naturalmente tutti i suoi compagni, e verranno sottoposti a tampone, immagino. Però devo dire che il protocollo è a discrezione dell'ULSS e saranno i pediatri e l'ULSS a valutare la situazione. La scuola dell'infanzia comunale ha aperto il 1° settembre. La comunicazione del genitore è del giorno 11. Questi potrebbe avere contratto il virus ovunque. Tutti gli accertamenti sono di competenza dell'ULSS, sottolinea l'assessore. Quindi l'adulto dovrebbe essere in isolamento fiduciario. A noi interessa capire se il bambino è positivo, se potrà frequentare la scuola nel caso di negatività, e poi vedremo gli sviluppi della situazione. Certo che non saranno casi isolati, ce ne saranno, di questo noi ne siamo consapevoli, ma lavoriamo proprio perché eventualmente questi casi vengano isolati e non ci siano contagi o focolai.